Pronti per il fuoco! 3, 2, 1, fuoco! 13:10 Cava Postumia a Trevignano. Si sono concluse così le operazioni di brillamento della bomba d'aereo da quasi 250 kg ritrovata in via Stazione a Fanzolo di Vedelago. 35 i residenti fatti evacuare dalla cosiddetta zona rossa, mentre in municipio si riuniva il centro coordinamento soccorsi presieduto dalla prefettura. Al lavoro i ingegneri del terzo reggimento guastatori di Udine, che hanno innanzitutto disinnescato sul posto l'ordigno di fabbricazione americana che risultava perfettamente conservato. Si è intervenuti mediante due dispositivi che si chiamano chiavi a razzo, che hanno permesso di eliminare le spolette dal corpo della bomba e quindi rendendo di fatto l'involucro inerte. Successivamente la bomba è stata caricata su un mezzo dell'esercito e portata a Trevignano, dove era programmata la seconda fase dell'intervento. Verrà messo dell'esplosivo che darà la causa esterna per far detonare la bomba, verrà ricoperto il tutto con terreno incoerente sciolto, che normalmente si usa quello estratto per realizzare la buca. A questo punto verrà innescato il circuito detonante mediante un detonatore elettrico che sarà fatto detonare da remoto mediante l'utilizzo di un accenditore a radiocomando. Con lo scoppio l'intervento si è dunque concluso, i residenti sono potuti rientrare in casa. Ritrovamenti di questo genere sono tutt'altro che rari nel territorio. Il terzo reggimento, che si occupa di bonifiche in Friuli Venezia Giulia e nelle province di Belluno e Treviso, nel 2018 ha effettuato quasi 300 interventi, distruggendo ben 524 ordigni.